Un caloroso benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi andiamo a esaminare in questa nuova video lezione questa posizione. La mossa aspetta il bianco e come vedi il bianco è in svantaggio di materiale, ovvero ha qualche pedone in più ma è senza un cavallo, quindi due torri bianche, due torri nere ma un cavallo nero. Tuttavia il bianco possiede questa catena di pedoni molto pericolosi perché sono in una posizione avanzata e possono creare veramente molti problemi e quindi diciamo che lo svantaggio di materiale è ampiamente compensato da questi tre pedoni E4, F5 e 6. Mossa tocca al bianco. Sacrificio di cavallo. Ovviamente ora il nero minaccia cavallo F2 scacco matto, quindi sacrificio di torre sul cavallo. Cambio di torre. A questo punto spingiamo questo pedone in E7. Ovviamente si minaccia pedone 8 con donna, quindi si bisogna tornare indietro di torre, torre di 8 e a questo punto la partita è decisa. Ovviamente se torre per seguirebbe pedone per diventa donna e quindi la partita cambia proprio totalmente. Comunque, in ogni modo, la partita è vinta da parte del bianco.